Alessandro Torre con me a fianco, Antonio Candeo, buongiorno mister, Buongiorno a tutti, ciao. Bentornato in regia Enrico Volpato, buongiorno Enrico. Le squadre sono appena entrate nella palestra del Franchetti e si stanno salutando. Partita già subito fondamentale, soprattutto per una squadra che in settimana ha cambiato allenatore. Questa riscissione, come diceva il comunicato, consensuale di Mastro Giovanni e Vecchiato, in panchina c'è Landi, allenatore già del... È stata un po' la sorpresa della settimana, perché indubbiamente il Mestre Fenice non è partito secondo quelle che potevano essere le aspettative della vigilia, però è arrivato così un po' improvviso il cambio della guida tecnica, cambio che è stato fatto tutto sommato in casa con l'avvicendamento tra Luca Mastro Giovanni con Vecchiato e Mirko Vecchiato, che con Gabriele Landi, che è sicuramente un allenatore che conosce benissimo sia la categoria, conosce anche molto bene l'ambiente, facendo parte della Fenice da tanti anni, l'ha già allenato, quindi io credo che possa essere questa una soluzione. È chiaro che adesso la squadra dovrà però dimostrare che le prime partite sono state un po' negative, ma episodi, e adesso però deve venire fuori un po' tutto a cospetto di una squadra che credo sia venuta qua col massimo dell'entusiasmo, visto il risultato così rotondo di 4-0 in casa con il Petrarca, a dimostrazione, come dicevamo la volta scorsa, Alessandro, che quest'anno forse una squadra proprio ammazza campionato non c'è. Allora, adesso ci tacciamo quel minuto che sarà su tutti i campi del Veneto, la tragedia della morte dei 3 carabinieri in servizio. Doveroso minuto di raccoglimento per una tragedia che ha colpito tutti, soprattutto tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. Siamo vicini alle famiglie. I drammi in questo ultimo periodo purtroppo non mancano. Non mancano. Allora, sì, è un momento, partita fondamentale, anche perché per il Mestre Fenice si trova di fronte a una squadra in forma, che abbiamo detto ha vinto 4-0, ma ha 2 assenze pesanti. Anche quelle sono da considerare. E Bebettigno. E
in più in questo momento c'è questo appunto avvicendamento che non si sa mai, poi bisogna vedere alla resa dei conti. Certo, in genere un cambio di allenatore porta esatto. magari nella squadra quel pizzico di cattiveria in più, di voglia di mostrarsi in più. Ecco, una delle cose che potrebbe essere positiva è il fatto che comunque Landi ha dei ragazzi del settore giovanile che conosce benissimo e che quindi oggi se ci sarà bisogno sicuramente cercheranno di non fare rimpiangere le assenze di Bebetigno e di Galliano. Due giocatori d'esperienza a fronte di tanta gioventù, a differenza di un Grosseto che ha giocatori di esperienza in tutti molti giocatori di esperienza con quel ragazzo giovane che in questo momento qua in questa partita ha fatto molto, molto bene, quindi sarà sicuramente una partita, una prima occasione. Il Mestre finisce con un tiro deviato di Vailati, però Jagubian ex di turno che era sulla traiettoria, sì. Ex che tanto bene ha fatto con la Fenice Venezia Mestre, cioè il destro di Mazzon, che non è quello dei tempi migliori sto diagonale. No, questo non è uno dei migliori tiri di Luca. Vediamo, ecco, sarà anche l'atteggiamento dal punto di vista tattico, se c'era qualche variazione rispetto alle prime partite con la guida Mastro Giovanni Vecchiato. Tra i giovani di cui parlavi prima dell'Atlante Grosseto, sicuramente da tenere d'occhio che c'è questo Yamul Fad Yamul, sì, che in 2 partite ha segnato 3 gol, ne ha fatto la doppietta nel 4-0 col Petrarca. Attenzione, il pressing altissimo con Iago Bianca, è costretto a mettere in calcio d'angolo. Ha iniziato con un pressing alto. Sì, sono liti adesso a pressare alti anche sul portiere che lo fanno giocare spesso con i piedi, però sono stati bravi i giocatori del Fenice, del Mestre Fenice ad andare a pressarlo. C'è stato il tiro di Wenu e credo sia stata la respinta del numero 20, sì, del numero 20 Mesa. Non ho visto benissimo dov'era perché eravamo coperti dal giocatore, però il tiro di Wenu sembrava pericoloso. Mesa era sulla traiettoria, la respinta quando sono passati 1 e 10 di gioco, 18 e 43 in questo momento ancora da giocare nel primo tempo. Chiaramente il risultato è ancora 0-0. Bello il numero di Iodas per cercare di liberarsi di Mazzoni, 2-10 uno contro l'altro, ma il pallone termina fuori. Bui che sulla banda destra cerca l'accelerazione, la conclusione, la deviazione in corner di Telesca. Più Fenice in questi proprio primi attimi di partita. Sì, sembra un momento in cui l'Atlante Grosseto cerca di capire qual è la tattica migliore, anche in fase... Attenzione, conclusione di Vailati e ancora un giocatore sulla traiettoria, credo sia stato Iodas. 1,40. Anche in fase di impostazione li vediamo che sono un po' non sono proprio decisi, probabilmente le squadre si stanno studiando. Quello che si è visto dai primi momenti che il Mestre Fenice attende quasi sulla linea di centrocampo, però è molto rapida poi a salire, infatti anche adesso stanno salendo molto e mettono in difficoltà i giocatori dell'Atlante Grosseto. Infatti si devono liberare ma sazzano lontano, c'è un atteggiamento, certe volte il cambio di panchina può dare una scarica. No, molte volte la società cercano. Sembra di sì, è proprio quello, a volte il cambio di allenatore non viene fatto proprio per mancanze che ci sono dal punto di vista della gestione tecnica, ma per dare un input un po' di più alla squadra, per dare quel qualcosa in più che magari è mancato. È anche vero che una squadra come questa era partita con quella del Mestre Fenice era partita con aspettative molto elevate e probabilmente anche per gli stessi giocatori trovarsi qui psicologicamente c'è una reazione, nel senso non siamo quelli che avete visto fino ad... Attenzione, la parata con i piedi sul tiro e va via Bui, al limite, il pallone al centro per Wenu che non controlla. Era andato via molto bene Bui, non è riuscito a toccare bene la palla, a stoppare bene la palla Wenu. Però appunto come dicevamo è molto, molto reattivo il Mestre Fenice, anche se è un'attesa per modo di dire, nel senso che sono molto rapidi poi a salire e andare a pressione 1 contro 1. Attenzione però all'Atlante Grosseto che ha dimostrato dopo la prima partita che non è stata così brillante, avendo perso in casa 4-0 con il
Grosseto come quasi a prendere le misure, no, di questo, con il ricordiamo Lecco, Atlante Grosseto sì. neopromosso in A2 Elite, quindi ha preso delle misure. Poi è arrivato il 3-3 a Prata e la settimana scorsa un 4-0 importante, e quindi è squadra da non sottovalutare. Il tiro di Mesa poco fa con la parata di piede di Diodoardo è sicuramente la dimostrazione che è venuta qua, come dicevi tu Antonio prima, sicuramente non per fare da comparsa. No, assolutamente, anche perché dopo il primo approccio negativo nella prima gara di campionato probabilmente poi hanno preso confidenza con la categoria, e sicuramente il risultato della settimana scorsa ha dato molto coraggio, sono cresciuti veramente nelle loro convinzioni, nel loro credere, sì. Esatto. Tra le altre cose, vincere sì. No, stavo guardando che i giocatori che sono dentro, adesso si parlava prima di Fad, Jamul Fad, che è un 2002, che ancora però non l'abbiamo visto scendere in campo. Nel frattempo è entrato Castiglio per il Mestre Fenice. Castiglio, il pivot argentino, in questo momento si deve ancora sbloccare il 22 per il Mestre Fenice. Sicuramente si attendono molte cose molto bene per i mestrini da questo nuovo giocatore che tecnicamente sulla carta dovrebbe sostituire un certo Pires che l'anno scorso era vice campione, vice capocannoniere in A2 Elite. E non è facile, non è un compito facile, perché esatto. Pires è stata il motorino della squadra l'anno scorso, un giocatore che nell'1 contro 1 è molto forte, e in effetti lo sta dimostrando anche quest'anno in A1, che sta giocando non da comprimario, ma sta giocando molto bene, quindi d'altronde lo avevamo sentito proprio in occasione dell'addio, un po' rammaricato per aver dovuto abbandonare il Mestre Fenice. Avrebbe voluto giocare con il Mestre Fenice in Serie A, però quando gli arriva l'occasione della Serie A non si può sicuramente rinunciare. È difficile dire di no, sicuramente. Quindi adesso sembra che Grosseto abbia aumentato anche la propensione offensiva rispetto ai primi minuti, quindi cominciano, attenzione, a farsi vedere con la conclusione del numero 16 Agustin, e deve aver toccato qualcuno perché è calcio d'angolo al 4:34. Adesso sta alzando un attimo il baricentro, come si dice nel calcio a 11, l'avversari, i toscani, che ecco con Jagubian fino allo scorso anno ha provato anche da fuori in rete contro Petrarca nell'ultimo sabato. Segnato, sì, era già la porta vuota, però ha dimostrato con i piedi di saperci fare. Ci fa piacere anche vederlo in campo, perché l'anno scorso era il secondo di Diodoardo, ma con tanti, attenzione, il pallone, Castiglio che cerca la sponda per Christian Rulzen all'anticipo di Agustin. L'anno scorso tanti problemi fisici per Samuele Jagubian, quest'anno la scelta di giocare, e Grosseto, la conclusione di Bui, chiede la deviazione, gli viene concessa dal signor Lavan, cioè il calcio d'angolo a 15:05, ancora da giocare nel primo tempo. C'è la deviazione, il corner per il Mestre Fenice con Vailati che va alla battuta, il pallone indietro, Bui che non la prende benissimo, un bel tiro. Esatto. Però quei tiri certe volte possono anche essere più pericolosi, perché nessuno si aspetta il tiro forte, magari viene toccato da un avversario, o comunque sul secondo palo c'è il compagno, quindi non è detto che il tiro bello sia quello che fa la differenza. Adesso sulla sinistra è entrato, ecco, lo chiedevamo prima, è entrato Fad Jamul, o Jamul Fad, che dir si voglia, non ce ne abbia a male. È un giocatore del 2002 che viene molto molto interessante, sì, direi, che viene dall'Itria, dove l'anno scorso ha segnato parecchi gol, 14 gol, quindi ecco, vediamo che ha anche personalità il Grosseto. È venuto su il pallone al centro e c'è l'uscita di Diodoardo che chiude dopo 5 minuti e 40 sul numero 16 Agustini, il più pericoloso in questo momento il Grosseto era salito anche con Jagubian sulla metacampo avversaria, quindi stanno dimostrando di avere personalità. Attenzione, una giocata bellissima di Fad. Diodoardo ha avuto i riflessi giusti, recuperata ancora la palla da parte del Grosseto, il pallone per Yamud e ancora Diodoardo. Sembra sia stata la deviazione di Rulzen in recupero. Con
in comitanza con Diodoardo, forse solo Ruzzene. Comunque per 2 volte avevamo detto che Fad è pericolosissimo, sì, e per 2 volte si è fatto vedere davanti a Diodoardo, rischiando di portare i vantaggi suoi. La prima anche con un geniale colpo di tacco che non ha sorpreso, per fortuna, del Mestre Fenice Diodoardo. È entrata adesso l'esperienza anche di Restaino. È salito decisamente l'Atlante Grosseto dopo i primi minuti. È anche piacevole, come positivo, vedere in campo il giovane Giacomo Bello, anche lui sì, lo scorso anno una stagione travagliatissima con infortuni, adesso è rientrato, giocherà anche nella C1, ieri sera in rete, quindi bello rivederlo anche in rete nella vittoria del Mestre Fenice B in C1 contro il Valdagno, un 4-0 del Mestre Fenice qui al Franchetti. Oggi 4 di quei protagonisti erano in campo ieri sera con l'allenatore Landi, lo stesso della prima squadra. Quindi Giacomo Bello che torna a disposizione. Bello il numero! Il gioco di parole da Bello a Bello, e c'è stata la deviazione. Il tiro di Restaino. Giocatore che avevi detto tu, no? Bene, Subito. Sì. Attenzione, il recupero palla su un controllo non perfetto di Ruzzene, è ancora Crescenzo che viene pressato, il pallone al centro, la deviazione di Bui. Fa un po' fatica il Mestre Fenice di uscire, anche perché sono messi molto bene i giocatori dell'Atlante Grosseto, hanno sempre un intermedio che riesce a bloccare le linee di passaggio verso l'attacco. Adesso c'è un Mestre Fenice giovanissimo in campo, perché abbiamo un Diodoardo del 2004, poi abbiamo Bui che è un 2005 Bellu, e un Ruzzene che è un 2005 anche lui, quindi insomma abbiamo Crescenzo da fare da chioccia per tutti. Il vice capitano. Ecco, volevo proprio chiederti questo, anche ne avevamo. Attenzione Ruzzene indietro per Bui, il pallone al centro, l'anticipo, Bui che recupera sulla seconda palla e poi c'è il fallo, il primo fallo del Mestre Fenice, Bellu che sulla ripartenza di Iodas l'ha fermato irregolarmente. Primo fallo del Mestre Fenice a 12:22 sul cronometro ancora da giocare. Dicevo, il fatto che Landi abbia a che fare con questi giovani, e nel frattempo è entrato un altro giovane, giovanissimo, Alessandro Guariento. Sì, classe 2008, nel giro della nazionale Under 19, poi non è partito per gli europei di Moldavia, però insomma interessante anche lui. Sì, Landi non si smentisce, crede molto nei giovani, ha sempre lavorato con i giovani. Iago Bian, attenzione il pallone, e c'è costretto Agustin. Per un certo aspetto far giocare questi ragazzi giovani, un po' visto le assenze di oggi, è un po' costretto, però credo che li conosca bene e sappia quello che possono dare in campo. Non è la seconda volta che Jacobian sale, come dicevamo prima, il Grosseto ha acquisito personalità, non ha paura di giocare. Adesso, la partita adesso un attimino si è un attimo stabilizzata tra le due squadre. Prima c'era stato l'inizio del Mestre Fenice, poi c'è stato un momento nel quale il Grosseto aveva trovato più di un'occasione davanti alla porta. Adesso è più equilibrata la partita. Questa soluzione del portiere che fa un giocatore, praticamente diventa giocatore in movimento, la vediamo molto spesso con i portieri, quelli di personalità, vogliamo dire, no? Jacobian mi sorprende, non lo riconoscevo, non lo conoscevo così, però probabilmente Mister D'Urso ha visto in lui queste caratteristiche. Ma anche nelle altre partite ha sempre partecipato a gioco offensivo con i compagni, e anche perché ha dimostrato di avere un buon piede, quindi a parte il gol che ha fatto la settimana scorsa, ma la porta vuota, però anche per quello bisogna centrare. Adesso esatto, è la seconda volta che cerca il tiro. Poi è sempre un rischio, perché sulla ribattuta per fortuna c'era un compagno che andava, c'era Agustin sulla traiettoria, esatto, sì. Allora adesso il pallone è per il Grosseto con Iodas che cerca di raggiungere Agustin. Bravo, bene la pressione di Bellu che costringe Agustin a perdere il pallone in rimessa laterale sulla banda sinistra. Crescenzo che adesso si incarica di ricominciare per Alessandro Guariento.
cambiano i giovani, ma l'uomo di esperienza rimane sempre Ricky Crescenzo, vice capitano. C'è un cambio adesso, esce l'altro giovane Jamul Fad ed entra il numero, se non lo riconosco da qui, adesso andiamo subito a vedere. Telesca. Deve essere Telesca che è entrato, che era partito nel quintetto di partenza. Che poi cercheremo di memorizzare anche per la capigliatura, sì, perché sì. molto caratteristica. Attenzione, il numero di Yoda. Qui non si sono capiti sì. Yoda e Telesca. Il numero di Yodas qui sulla banda di sinistra, veramente bellissimo, in un fazzoletto ancora. E tanti minuti per Yodas, per l'Atlante Grosseto probabilmente, e anche tante palle che passano da lui. Sì, molte, sia in fase sia di ripartenza che nell'uno contro uno. Sembra un giocatore completo, sicuramente che adesso il pallone, la verticalizzazione sempre per Yodas, e attento Diodoardo. Sembra, è vero, partita in questo momento, entra Wenu, nel frattempo lascia il posto Bellu, però il Grosseto sembra in questo momento più organizzato, forse Mestre deve trovare, attenzione, Ruzzene, Telesca lo ferma. Comunque, per quanto quello che è successo in settimana, comunque può un attimino creare qualche problema alla squadra, perché comunque dal punto di vista psicologico il cambio di allenatore può pesare un pochino. Se tu subentri, Antonio, attenzione, tiro Ueno, se tu subentri, lavori all'inizio almeno su quello che hanno fatto i tuoi predecessori, e dopo cominci mano a mano, non penso che cambi. No. Sicuramente in una settimana, in 3 allenamenti, 4 allenamenti non si può cambiare assolutamente niente. Credo che un allenatore che subentra abbia prima da capire dal punto di vista psicologico qual è qualcosa sulla quale lavorare per fare scattare qualcosa in più. La scintilla. Sì. Poi dal punto di vista tattico magari cercare di migliorare quelle piccole cose che non sono andate, e dopodiché un po' alla volta un allenatore cerca di far fare il proprio gioco. Attenzione, quello che finora sorprende il pallone al centro, Crescenzo che anticipa, riparte Crescenzo, scusami Antonio, ma andiamo in diretta. Alessandro Guariento in profondità per Crescenzo cerca un compagno, ma al centro non c'è nessuno, riprende il pallone il numero 20 Mesa, anche Mesa, hanno sempre minuti, Mesa che fa sempre l'intermedio in fase di ripartenza del Mestre Fenice, mette sempre in difficoltà. La conclusione di Agustin. Attenzione, un'altra conclusione di Schettino, classe 2005, un altro giovane interessantissimo, la deviazione. Anche questo Schettino l'anno scorso col CDM Mestre, quindi anche lui un'esperienza positiva l'anno scorso, hanno vinto il campionato proprio, sono andati in A1 grazie alla... Attenzione! Reclamano un tocco di mano, forse sì. Non l'abbiamo visto, però no, per gli arbitri non c'è assolutamente nulla. Direi che non c'era niente. (8:44) ancora da giocare nel corso del primo tempo, il risultato non è cambiato, siamo sempre 0-0 qui a Franchetti tra Mestre Fenice e Atlante Grosseto. L'avevamo detto anche in analisi, una partita importante per entrambe, per confermare quanto di buono Grosseto ha fatto in queste 3 giornate. Dopo il KO iniziale c'è stato sicuramente un salto di qualità col pareggio a Prata. Attenzione, il pallone, Mazzon che ci prova ad allargarsi, ed è bravissimo Agustin a chiuderlo. Pallone al centro, il tocco, ultimo tocco è di Telesca, e c'è calcio d'angolo dalla parte opposta di cui si incherà Bailati. Adesso c'è una squadra più esperta in campo. Esatto, sì, sono usciti i giovani. Mestre Fenice, attenzione alla rete! Il calcio d'angolo di Bailati e la deviazione di Mazzon a 8:12 dalla conclusione del primo tempo, quindi molto libero di calciare qui Luca Mazzon. Non sono stati proprio molto attenti i difensori dell'Atlante Grosseto. C'è stato anche un fallo che è stato combinato per il Mestre Fenice, e va subito al tiro Jamul Fad, che è rientrato in campo.
Sempre invece è ancora in campo Mesa, credo che non sia mai uscito finora, il giocatore sempre, lo vediamo proprio, lui lavora sempre da intermedio, è bravo nella fase sia di impostazione ma anche nella fase di rottura per quando inizia l'azione il Mestre Fenice. C'è una rimessa laterale, è entrato anche Castillo, ha perso la palla Castillo. Adesso è una squadra sembra un po' più offensiva, Oenu, Castillo, Mazzon sono giocatori che hanno la capacità esperti, di attaccare, no? Sì, esperti, ma tu prima, anche come caratteristiche sono più offensivi col solo Vailati che ha caratteristiche un po' più difensive. Ecco, sale ancora Jacobian. Su un sostanziale equilibrio ci voleva l'episodio, attenzione, Castillo che recupera il pallone, ancora Castillo, ma c'è stata una grossa occasione Castillo per 2 volte, 7-18 da... Però ancora una volta a chiudere questa possibilità ancora Mesa. Vediamo se nel calcio d'angolo adesso troveranno una soluzione diversa. È andato ancora il tiro Mazzon con una deviazione di Mesa in calcio d'angolo. Questa volta era un po' più marcato, sì, adesso sì, erano più attenti. Ma era proprio una posizione diversa, perché prima era proprio in mezzo all'area, in centro alla porta, se non sono proprio dimenticati. Piccolo Screzio dentro l'area, ma ci sta, dai. Queste sono cose da nulla, come si dice nel calcio 5. Attenzione, ancora pericolosi sulle palle da fermo il Mestre Fenice, Oenu che adesso trattiene questo pallone, lo tocca indietro per Mazzon, la verticalizzazione, il tocco del numero 22 Fad, la palla in rimessa, 7-0-5 da giocare, è passato in vantaggio il Mestre Fenice, dicevo sul discorso che avevo cominciato prima, su una partita in sostanziale equilibrio, forse l'episodio era quello che la poteva decidere, no? Sì, sicuramente quando la partita così è equilibrata, poi c'è l'episodio, il calcio d'angolo, le palle inattive in certi casi possono fare la differenza. È stato bravo a sfruttarla il Mestre Fenice, che poi a questi livelli ti basta quella disattenzione, un metro lasciato a Luca Mazzon sì, ed è riuscito subito a metterla dentro. Quindi, di sinistro fra l'altro questa volta. Sì, ma aveva, infatti non l'ha toccata fortissimo. No, però l'importante è la precisione. Attenzione. Fad contro Vailati, lo ferma bene il numero 6, Fad ha questo spunto comunque sul breve, anche se non è proprio longilineo, è un giocatore anche di stazza. È un bel fisico, sì. Vediamo che stanno lavorando molto bene con l'intermedio tra le linee i giocatori del grossetto, e spesso con triangolazioni veloci riescono a eludere la pressione dei giocatori del Mestre Fenice. Castillo che va via sulla sinistra, il pallone per Vailati, attenzione! E c'è la deviazione. Schettino è uscito bene, è riuscito a... Infatti ha esultato per la chiusura, perché l'azione sulla destra di Castillo questa volta è andato, la progressione è stata interessante, il pallone per Vailati, ha provato la conclusione, Schettino in scivolata è riuscito a fermare una potenziale occasione per il Mestre Fenice, che adesso guadagna metri come con una touche in avanti sulla banda sinistra. Ci sarà Vailati che prima ha fatto male, vediamo cosa riuscirà a fare adesso. Il pallone per Castillo, la conclusione di prima intenzione, alta sopra la traversa, 6-26, ancora a giocare al Franchetti, la situazione è cambiata, all'11:38 è andata in vantaggio il Mestre Fenice con il capitano Luca Mazzon, libero su assist di Vailati. Mesa avanti per Fad, Vailati che se ne occupa e riesce a recuperare questo pallone, poi cerca di mandarlo avanti, Castillo lo difende. E poi l'ultimo sempre lì, è sempre di Castillo, il pallone, attenzione, c'è il miracolo di Diodoardo, 13:54 ed è stato credo Iodas deve essere stato a calciare. Iodas da distanza ravvicinata, è stato bravo in uscita Diodoardo a deviare la palla, poi il tiro di Schettino non era molto pulito e la palla è uscita.
Adesso vediamo, si sono alzati un po' di più adesso a pressare i giocatori dell'Atlante Grosseto. Questo è il primo fallo a 5,58 dalla fine, il primo fallo dell'Atlante Grosseto. In effetti la partita è stata molto, cioè proprio tranquillissima, due squadre che si rispettano, ma non c'è stata nessuna grave infrazione fino ad ora. Bella partita. Se non sbaglio Mesa è ancora dentro dall'inizio. Non ha lasciato un secondo. La bomba di Wenue lontana dallo specchio della porta, si riparte con Grosseto. Sì, Mesa è uno di quei giocatori che sembrano indispensabili. Sì, dà equilibrio, come dicevamo prima, adesso sta salendo molto bene. Iodas e Agustin, no? Sì. Attenzione, pallone, Fad in profondità, ecco. E Diodoardo con la collaborazione di Bui riesce a prenderla, poi rilancia lungo, Castillo, bravo Yagubian, attento perché è stata impercettibile la deviazione di Castillo. Sono quelle palle molto difficili perché arrivano, basta toccarla. Esatto, un attimo ed è in porta praticamente. È stato bravo, ha chiuso. Usa, esatto, sì. Anche troppo evidente l'esperienza in questo caso. Diciamo che c'è stato il fallo, ci sta tutto. La spinta di Vailati nei confronti di Restaino l'ha buttato via. Sì. Diciamo che era impossibile non fischiare. No, era troppo evidente. Esatto. Però secondo fallo, solo il secondo fallo a 5,17 dalla fine per il Mestre Fenice, uno solo a Atlante Grosseto. Il risultato è fermo sull'1-0 per il Mestre Fenice. Il pallone recuperato adesso da Bui, riparte sulla sinistra Mazzon, Bui che allarga sulla destra per Castillo che si ferma e ricomincia, decide di ricominciare da Barnaba Bui, Vailati, Mazzon, e in questo caso ha dovuto girare palla forte perché erano saliti bene a chiudere le linee di passaggio, quindi più in a certi casi poi la palla viaggia alta verso un giocatore che si inserisce, però era un po' troppo aperta. Sulla destra il pallone per Fad, 1-1, bel giro palla dell'Atlante Grosseto e grande imbucata di Mesa. 15-19 il pareggio del Grosseto. Era un po' aperta la difesa del Mestre Fenice, un po' aperto, un po' defilato Fad, però su assist Mesa l'ha visto, ha fatto una bella giocata. Era, diciamo, è il risultato più giusto, quello che rispecchia in questo momento l'andamento della partita. Due squadre che le due squadre, sia per un motivo che per un altro, si sono equivalse. C'è stato qualche momento in cui giocava un po' di più il Grosseto, in altre il Mestre Fenice, però tutto sommato sia una partita giocata da tutte e due le squadre. E Yamul si conferma sicuramente in un momento incredibile di forma. Attenzione Diodoardo che esce, e l'ultimo tocco è infatti dell'assist di Mesa. Mesa, abbiamo detto, ha una visione di gioco incredibile, ne avevamo parlato prima. Quel pallone sul secondo palo l'ha messo, l'ha visto, da vedere bene, anche lui gestisce il gioco. Un metronomo. Pallone questa volta era un po' corta, ma esatto. era ben posizionato Crescenzo per andare a chiudere la linea di passaggio. Attenzione sul Agustin, indietro adesso per il numero 10 Iodas che controlla. Grandi palleggiatori i giocatori del Grosseto. Sono giocatori tutti abbastanza non troppo alti, sono rapidi e quindi hanno la possibilità. Sì, ha usato le mani Bui. Era riuscito lo stesso ad andare via, però non si è concretizzato il vantaggio e l'arbitro ha fischiato. Ha usato le mani, infatti Bui è andato a scusarsi con Iodas è sullo stretto, però è sul breve. Sì, è molto bravo, non ha paura, va a puntare sempre, a volte anche troppo senza avere la copertura del compagno, però vuol dire che crede nelle sue possibilità. Ricordiamo, Vives Anthony Iodas è un 96, quindi anche giocatore, insomma, di una certa esperienza. Ed è proprio lui che si incarica della conclusione. Il tiro di Diodoardo che è costretto, posizionato bene Diodoardo, è costretto a usare i pugni. Ancora Iodas per Agustin
Agustin che prova il filtrante, Bui riparte dopo l'intercetto di Vailati, Bui che si ferma, c'è il fallo da dietro. Sì, E non era stato un fallo cattivo, aveva diciamo che cercato non si è trattenuto Restaino lì, infatti ha manifestato la sua incolpevolezza. Sì. Però insomma il fallo c'era ed è solo il secondo fallo. Mestre Fenice chiede il time out, probabilmente Mister Landi cerca di trovare una soluzione per questa punizione dal limite. E abbiamo visto come Mestre Fenice sulle palle inattive sia stato pericoloso con il gol del vantaggio, però ora, fino a questo momento, quando mancano 3:16 alla fine del primo tempo, il risultato è sicuramente il più giusto, quello che rispecchia maggiormente. Ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, due squadre. Diciamo che il Mestre Fenice ha dato una risposta per ora al cambio di panchina, l'abbiamo visto un po' più vivace forse. Sì, soprattutto nella chiave di lettura almeno di questa gara qua, aspettare, prendere i riferimenti e salire dopo un paio di giri palla degli avversari, però salire tutti con grande determinazione. Hanno messo in difficoltà più di qualche volta in questa pressione, se ti ricordi anche nella prima azione con un passaggio su Jagobian. Comunque probabilmente hanno preparato così la gara. Sai, quando c'è un cambio, quando bisogna cambiare qualcosa anche dal punto di vista tattico, la cosa migliore è sempre quella di restare un attimo in attesa e salire, perché la pressione uomo su uomo alta ha bisogno di un lavoro un po' di più, così invece credo che Mister Landi abbia preparato la gara in modo tale da non essere passivi ma di salire nel momento giusto, e i ragazzi lo stanno facendo molto bene adesso. Assistiamo a 3:16 dalla conclusione del primo tempo a questa punizione pericolosa per il Mestre Fenice, a favore del Mestre Fenice, con Bui che sembra quello incaricato di calciare, ha una breve rincorsa ma magari. Però attenzione che c'è lo schema. Anche Luca Mazzon, adesso che conosciamo. Bui, Vailati e attenzione! Ruzzere semi rovesciata, 2-1, 16:38, e dagli sviluppi di un calcio di punizione, di una palla ferma abbastanza elaborata, perché c'è stati due movimenti da parte di Mazzon e da parte di Vailati. Il tiro di Vailati è stato preso da Jagobian, che l'ha respinto, in mezzo all'area da solo Ruzzene ha fatto una mezza rovesciata. Era abbastanza comunque libero in mezzo all'area Ruzzene. Riparte il Grosseto, sempre la salita di pressione adesso Ruzzene. Ottimo intervento da parte di Crescenzo sulla linea di passaggio. Ecco Mesa che imposta come sempre l'azione. Buon giro palla da parte dell'Atlante Grosseto, che non ha comunque fretta di giocare nonostante sia sotto, ma cerca di ragionare, cerca di trovare la soluzione migliore per andare a calciare in porta. Ecco, è stata intercettata la palla su una ripartenza non perfetta da parte, ed è un gol sbagliato proprio sotto porta da parte di Augustin. Non ha avuto fretta di giocare la palla, ma ha trovato un buon giro palla l'Atlante Grosseto, e davanti alla porta ha alzato un po' troppo la mira Augustin, giocatore numero 16 dell'Atlante Grosseto. Costruito anche da Diodoardo sicuramente. Sì, Diodoardo si era messo davanti e il fisico di Diodoardo sicuramente impedisce di vedere bene le cose. Il pallone dalla parte opposta, e questa volta Diodoardo intercetta questo diagonale. Troppa fretta adesso di giocare la palla. Anche in questa ripartenza del Mestre Fenice era stata intercettata poi la palla da Mesa, che è veramente il giocatore a tutto campo dell'Atlante Grosseto. Sì, anche perché ha un'intelligenza, credo. Attenzione, c'è purtroppo Ruzzene che in anticipo offre l'assist al numero 16 Francesco Augustin. Aveva sbagliato prima, adesso era impossibile sbagliare. C'è stato
Purtroppo una deviazione involontaria da parte di Luzen, che si era messo a intercettare la palla che era orientata sul secondo palo, non è riuscito a colpirla bene e la palla è diventata facile per Augustin. Rientra adesso Schettino, molto probabilmente il mister D'Urso cerca di avere peso dietro con Schettino, che fisicamente può contrastare Oenu, che è entrato in campo, quindi anche dal punto di vista tattico gli allenatori stanno cercando di mettersi la loro. C'è un fallo adesso di Schettino su Oenu, 1:22 al termine del primo tempo. Un altro calcio di punizione, mister Landi inserisce Mazzon. Stanno concertando che tipo di punizione calciare. Ci sono giocatori, Bui è bravo a calciare di mancino, in campo c'è Luca Mazzon, che conosciamo avere dal punto di vista balistico grandi possibilità. Oenu, che potrebbe servire anche come ecco. Sceglie invece la conclusione personale, però la palla finisce alta. 1:21 al termine del primo tempo. Diciamo che Augustin ha recuperato il gol che si era in qualche modo divorato sotto porta, dai, è stato restituito. Usa mani e inevitabilmente hanno qualità comunque i giocatori del Grosseto. Per fermare Iodas è già il secondo giocatore del Mestre Fenice che usa in maniere forti, no? Prima era stato Bui, adesso è stato Oenu, perché nello stretto si riescono ad andare via molto bene, poi si allungano. Telesca, attenzione, intanto ecco che anche Iago Bian che si allarga sulla destra a 38 secondi dalla fine. Il pallone, ecco che è l'uomo in più. Sta giocando col quinto uomo adesso. Esatto, praticamente probabilmente col quinto uomo. Vogliono addormentare un attimo la gara, non credo correre particolari pericoli. Adesso ritorna in porta Iago Bian. Vediamo proprio che ha acquisito tanta fiducia probabilmente dalla partita della settimana scorsa con il Petrarca e l'Atlante Grosseto, perché comunque stanno impostando con molta tranquillità, tengono bene il campo sia in fase di attacco che in fase di difesa. Le uscite di Iago Bian dimostrano che comunque c'è fiducia in tutta la squadra. Attenzione, il pallone in profondità, vai Lati! Ma era uscita la palla, era uscita. Sì, era 7 secondi dalla fine, andiamo quasi in commento per la fine del primo tempo. Un primo tempo equilibrato, perché c'è ancora Telesca, si è allungato un scivolata. Sei allungato all'ultimo. Poteva essere un'occasione importante per l'Atlante Grosseto, però ha stoppato male la palla. Diodardo che prova dalla distanza. No. La deviazione ma non conta. Finisce 2-2 il primo tempo, un bel primo tempo, Antonio. Il primo tempo tecnico, tattico, però un primo tempo che ci ha comunque divertito. Non è stata come la partita contro il Pordenone, che era anche molto fisica e molto... Però adesso aspettiamo il secondo tempo per vedere se ci saranno delle variazioni. E vediamo di divertirci anche per il secondo tempo. A più tardi allora.
Vediamo, non c'è la fine del primo tempo qua. Corso. Allora, bentornati qui al Franchetti dopo un primo tempo molto molto interessante tra Mestre Fenice e Atlante Grosseto. Qui con me, come avevo detto prima, Antonio Candeo, che mi ha aiutato in questo commento, soprattutto la parte tecnica è fondamentale, anche poi con giocatori di classe così, vedere come si posizionano, ci dai sempre spunti molto molto interessanti. Beh, insomma, dovrebbe essere il mio compito questo, dopo non sempre magari ci riesco, però cerco di leggere la partita a modo mio e dare qualche indicazione utile ai nostri ascoltatori. Vi ricordo che tutta la Serie 2 Elite è in diretta, tutti i campi in diretta sul canale YouTube della divisione Calcio a 5, quindi per chi ama il futsal e la 2 Elite è veramente l'espressione tra le più alte dopo la Serie A del futsal in questo momento in Italia. Se vuole seguire il futsal lo deve seguire sul canale YouTube della divisione Calcio a 5, come oggi al Franchetti. Primo tempo terminato 2-2 tra Mestre Fenice e Atlante Grosseto, 2 volte in vantaggio i bianco-arancioni, 2 volte raggiunti. Si riparte, non è partito il cronometro perché la partenza non era irregolare. Esatto. C'era stato un movimento particolare da parte del numero 10, ma il 17 era già scappato. Telesca era già in porta praticamente. Provano già. La conclusione con Dio Edoardo che controlla e si riparte con Vailati che verticalizza per Uenu che spalla alla porta, difende sempre molto bene il pallone. Vailati per Mazzon dopo 44 secondi e c'è subito una grossa occasione per il Mestre Fenice dopo 16 secondi anzi. È partito forte il Mestre Fenice, ricorda anche la partenza del secondo tempo dell'ultima partita casalinga con il Pordenone. Che c'erano stati in 4 minuti 4 gol che avevano ribaltato la situazione. Esatto, sì, erano proprio partiti con molta grinta, adesso stanno salendo. Vailati. Il Grosseto sale, cominciano a salire anche loro. Uenu, il colpo di tacco che forse doveva servire. Attenzione, cadono in 2, il fallo è di Uenu. Primo fallo, questa volta subito. Nel primo tempo sono stati solamente 2 falli. 3 falli per il Mestre Fenice, 2 per l'Atlante Grosseto, ma il primo fallo era dopo, ben oltre dopo la metà. Anche adesso non è stato un fallo cattivo, semplicemente diciamo per che rincorrere. La fisicità di Uenu che è difficile da contenere. Sì, voleva andare a recuperare una palla, si è scontrato con Schettino. Vediamo dal punto di vista tattico, anche adesso D'Urso mette Schettino come ultimo quando c'è Carlo Uenu in campo, perché la fisicità conta, anche se nel primo tempo a volte anche quando i giocatori, l'ultimo dell'Atlante Grosseto comunque andava in anticipo molto spesso su Uenu. Jacobian sale ancora, attenzione, Bui che intercetta, ma è bravissimo Telesca a recuperare, poi spinge Vailati. Un incrocio di gambe, anche qui una palla contesa, il fallo ci può stare perché le gambe si sono incrociate, però c'è stata anche la spinta di Vailati. E questo uso delle mani che non è chiaramente nel calcio a 5 tollerato, c'è nettamente la spinta di Vailati. Sì. Secondo fallo comunque, in men che non si dica, dopo 1 minuto e 17 di gioco, ne ha già 2 il Mestre Fenice. La punizione interessante per l'Atlante Grosseto ed è Mesa che allarga per Telesca che prova a puntare Bui e poi la conclusione che si spegne sull'esterno, non tocca neanche la porta. Vailati che riparte di gran carriera, il pallone sulla sinistra per Luca Mazzon che adesso tocca indietro per Barnaba Bui. Uenu adesso è stato un buon raddoppio da parte di Telesca. Diciamo che si vede che la fisicità di Uenu, probabilmente D'Urso ha chiesto anche il raddoppio quando... Sì, probabilmente sì, perché bisogna... il pericolo è quando si marca un giocatore forte di appoggiarsi, dargli la possibilità di fare da perno e di girarsi, per cui molto probabilmente D'Urso ha chiesto di marcarlo, di tenerlo, di non farlo girare, ma chiede il raddoppio da parte dell'altro compagno che scende.
Attenzione, ecco, e qui c'è il fallo di Bui, sì, ed c'è è la prima giusta. munizione giustissima. 1,54 ammonito Barnum a Bui, ma anche qui fallo su Yodas. Yodas era andato via sulla come nel sinistra, primo tempo, quando va via esatto. lungo la fascia è veramente ai primi passi, è rapidissimo, molto bravo, anche perché sarebbe andato direttamente in porta, sì, in questo caso. questo è un fallo tattico che ci sta, la munizione è giusta, ma in certi momenti bisogna anche ricorrere a questi. C'è stato un tiro adesso che sembrava innocuo, invece probabilmente Diodoardo l'ha visto in ritardo ed è riuscito solamente a respingerlo col petto in calcio d'angolo. Altra palla di Schettino messa in mezzo alla porta, ma non è riuscito Yodas a intervenire. L'invio di Diodoardo, in anticipo Schettino su Oenu. Rimessa laterale, Oenu, Bui, Mazzon che parte, riesce a mandare via, c'è l'autogol. 3-2, ci ha pensato il capitano. Lungo la fascia ad andare via, 2-11, ha calciato forte in mezzo. Diciamo che c'è stata la deviazione, credo. È stato un autogol da parte di Schettino. Di Schettino, anche se forse la palla sarebbe entrata lo stesso. Cosa dici? La diamo a Mazzon. Sì, la diamo a Mazzon. Lo diamo a Mazzon, anche se la deviazione è stata netta, però molto probabilmente poteva anche entrare. Diamo la rete a Mazzon che riporta in vantaggio per la terza volta. Attenzione, ecco, Uenu, e qui c'è la spinta. Questa era nettissima, E c'è infatti la munizione a Yodas. 17:31 a giocare. Però allora l'arbitro numero 1, cioè Lavanna, non aveva vista, però l'ha vista Mella ed è lo stesso parametro, lo stesso giudizio di prima. Sì. Prima hanno usato Bailati aveva usato le braccia, non si capisce perché come mai il primo arbitro non abbia fischiato un fallo. Il che era numero sotto 10 Yodas era evidentemente sì. Adesso c'è una punizione da una posizione interessante per il Mestre Fenice. Si prepara Bui sulla palla, come sempre Mazzon, defilato Oenu in mezzo all'area per creare un po' di confusione Bailati. Vedremo quale sarà la scelta. Naturalmente da quella posizione lì di sinistro Bui potrebbe andare a cercare direttamente il tiro in porta. Vediamo Bui, la conclusione, la deviazione di Jakubian. C'è stata una deviazione a calcio d'angolo. Forse Jakubian non abbiamo visto benissimo, però sui calci piazzati il Mestre Fenice è sempre pericoloso. Il pallone per Bailati che prova la conclusione. Uenu sotto porta per il 4-2 a 2 minuti e 33 sul cronometro. Questa volta è Bailati che la mette in mezzo, era più un tiro che un cross. Uenu è lì e non può che metterla dentro. Come prima due tiri forti dentro all'area hanno messo in difficoltà la difesa del Grosseto. Sembra comunque l'inizio del secondo tempo della partita giocata contro il Pordenone, esatto, in casa, nel quale vedremo quale sarà adesso la reazione del Grosseto. Palla recuperata ancora. Adesso ci mette tanta pressione. Sale molto Grosseto, una palla portata via. Diodoardo a strappare, protestano. Molto forte. Mazzon che riparte sulla destra. Adesso il pallone recuperato, ancora Bui che lo ferma, poi Yodas. C'è un momento di un po' di confusione, sì, con palle perse recuperate da una palla e dall'altra. Per Yodas alla parte non ci opposta. Arriva per un attimo. Non ci arriva per un attimo Telesca. Non ci arriva per un attimo, una buona azione di ripartenza comunque da parte del Grosseto, in un momento in cui c'era stata un po' di confusione con palle perse recuperate da entrambe le squadre. Anche qui
Iodas aveva messo su quella palla sul secondo palo, per un niente non ci è arrivato Telesca. Sì. Adesso Castiglio non riesce a tenere palla in avanti. Bravo Mazzona ad anticipare questo pallone, poteva diventare difficile da controllare poi per Yamul. È stato molto difficile. Però. È una palla comunque molto forte che magari prende la spalla, prende lo stinco e può essere comunque pericolosa. Pallone, vai Latti. Anche questo sarebbe stato forse. Adesso viene concesso un po' di più. Viene concesso un po' di più dagli arbitri. Anche questa c'è una spinta. Beh, il metodo di giudizio è sempre lo stesso comunque, sì. Quando usi le mani per spingere fallo, sì. Cioè non è che ci sia... Però certi falli a volte sono incomprensibili perché anche lì Castiglio era girato, esatto. Non aveva senso il fallo di spingere da parte di Mesa. Diodoardo e Jacobian che si spiegano, è bellissimo questo ritorno insomma tra i due amici, esatto, sì, tra i due amici. Grande rispetto tra i due portieri. Castiglio era lì, era difficile, era da solo e c'era il raddoppio che stava arrivando. Una spinta. Non poteva girarsi. Non c'è stato fallo. No, abbiamo interpretato male la chiamata del signor arbitro. Non so se sia stato fallo. Forse la palla era già uscita, è stato richiamato Mesa perché comunque aveva spinto. Castiglio era andato a sbattere contro le transenne, molto probabilmente è stato richiamato solo per quello. Interpretazione crediamo corretta, Antonio, bravissimo. No, mi era sfuggito completamente questo dettaglio di una palla fuori. Comunque 15:45 ancora da giocare, Mestre Fenice 4, Atlante Grosseto 2, Vailati che ferma un Agustin che stava arrivando in gran carriera sulla parte sinistra, il pallone al centro, Yamul che prova il controllo. Certo che certe palle sono difficili da controllare quando arrivano così potenti. Bello il tocco, Castiglio che anticipa, Mazzon, Bui. Sì, questo di Bui è un fallo, ci può stare, ma è sicuramente involontario. Non c'era però niente, attenzione niente perché a 15:23 ancora da giocare, è già il quarto fallo per il Mestre Fenice. Sai, quando entri e vuoi recuperare il risultato, quando ci metti forte agonismo, a volte il rischio è quello di commettere tanti falli. È chiaro che essere già a 4 falli dopo nemmeno 5 minuti può poi condizionare il resto della gara. Attenzione, adesso probabilmente è Mesa che è pronto a calciare e c'è un mucchio davanti alla porta di Odoardo. Adesso si allontana, Mesa che carica il tiro di Odoardo che ferma, poi cerca di partire Castiglio e adesso non sono riusciti a chiudere il triangolo. È stato bravo comunque Agustinian a entrare in mezzo al campo come intermedio per cercare l'1-2 col compagno. Iodas adesso è sulla parte destra e c'è su di lui Ruzzene, questa adesso volta ha chiesto un po' troppo, forse il campo è finito, il campo è finito. Però ha cambiato un attimo la marcatura, c'era Ruzzene su di lui, Crescenzo, Castiglio in avanti per Bello, il controllo di Bello, la deviazione di prima intenzione non era potente, di Odoardo se l'è trovata un po' fortuita come azione, però poteva essere anche una buona occasione. Però Bello ci ha creduto, adesso l'ultimo tocco è suo, la rimessa sarà per l'Atlante Grosseto. C'è più confusione che altro, tanta carica agonistica, però un po' più confusione. C'è meno pulizia nel giro palla rispetto al primo tempo. 14:30 ancora da giocare, qui al Franchetti, il risultato è cambiato, il Mestre Fenice, un po' come era successo e vi ha detto anche Antonio Candeo prima, era successo nella partita precedente, qui al Franchetti il Mestre Fenice è partito alla grande, in quell'occasione me ne ha fatte 4 sì. contro il Pordenone passando in vantaggio. Adesso ha caricato subito a testa bassa il Mestre Fenice e siamo 4-2 quando mancano 14 e 22 secondi sul cronometro alla fine della partita. Attenzione, Bello di Odoardo che prima perde palla, poi recupera ed entra sul pallone. Bravo ancora Jacobian, hai ragione, Jacobian. Di Odoardo. Bellu che è entrato con una carica agonistica incredibile, ha recuperato un paio di palloni. Come dicevamo il primo tempo, quando il portiere esce,
chiaro, può fare la giocata giusta, può creare superiorità. Poi quando sei però ultimo poi uomo, anche così è stato pericoloso, ma è stato bravo, bello a crederci, a portare via la palla. Poi è stato altrettanto bravo Jacobian a riuscire a recuperare. anche perché lì Incrocio dei pali da parte di Edoardo. attenzione dalla parte opposta Yamul, e c'è la palla, è riuscita. Caso non la palla è riuscita. Se la palla era fuori, quindi allora il signor Mella ha usato lo stesso metodo di prima. Sì. Palla è riuscita, ha fischiato solo che è riuscita. Sì, La spinta dopo cosa, non è cosa di prima, esatto, di la spinta, beh, in questo caso Ruzzene cerca, bello, si riparte. Adesso la partita è frenetica. Adesso è cambiata molto rispetto al primo tempo, perché comunque il Mestre Fenice è entrato con un piglio sicuramente diverso. Bellu, e viene anche ammonito. Anche Bellu. Ed è già il terzo o quarto fallo che Iodas si procura. Sì. Quinto fallo a 13-25. Diciamo che in questo caso forse non era Iodas, o forse era mi sembra Yamul forse che aveva fatto l'azione. Comunque la cosa importante è che dopo mancano ancora 13-25 sul cronometro, il Mestre Felice è il quinto fallo. Ed è una situazione un po' difficile. Adesso devono stare attenti nelle marcature, probabilmente magari tirerà un po' dietro il baricentro per cercare di andare a lavorare un po' più a zona, o comunque per evitare di commettere falli. Restaino è tanto alto anche Jacobian, adesso gli chiedono di arretrare. Attenzione, Bellu che decide di lasciare arretrare Yamul. Stanno giocando quasi col quinto di movimento, solo quello fa Jacobian senza Restaino, Yamul, la conclusione, Castiglio. Adesso Jacobian è ritornato in porta, non c'è più il quinto, non attacca più con 5 giocatori l'Atlante Grosseto. Restaino, bravo Bellu. Ancora al tiro, posizionato bene sia Bellu che Ruzzene, che andavano a chiudere il tiro. Attenzione, ancora Iodas contro Bellu, Iodas che prova, Bellu non si muove da lì. 12:38, sono 2 minuti che l'Atlante Grosseto si è piazzato sulla che cercano il tiro anche da fuori, però stanno chiudendo molto bene i giocatori del Restaino, la conclusione, bravo Castiglio. Comunque sai, quando dai pressione sulla palla, che chiudi la possibilità di tiro, comunque sei sempre molto efficace. Vediamo come salgono bene in pressione sul portatore di palla e chiudono bene le diagonali di passaggio. Detto contare che c'è una squadra con 3 giovani in campo e 2 d'esperienza, Castiglio e Crescenzo per il Mestre Fenice, mentre una squadra consolidata per l'Atlante Grosseto. Attenzione, bravo Castiglio a difendere, deve ritornare indietro a Restaino, il pallone per Jacobian che adesso controlla, si alza leggermente il pallone del Iodas, Castiglio, e in conclusione che è abbondantemente fuori con le mani Jacobian. 12:04 sul cronometro, ancora da giocare qui al Franchetti, 4 Mestre Fenice, 2 Atlante Grosseto, ma da 2 minuti circa l'Atlante Grosseto è proprio in propensione offensiva, occupa la metà campo avversaria. Ruzzene che riparte, il pallone per Bui, Crescenzo che cerca di liberarsi del pallone e poi lo lascia a Diodoardo, costretto a rinviare. Chiedono un fallo, ma mi sembra tutto regolare sinceramente, quindi sì, sembrava non ci fosse niente di particolare. Restaino, Iodas, pallone a parte opposta per Yamul che punta a Bui, c'era un blocco ed eccolo qui, e c'è il gol da parte di Yamud, è doppietta da parte di ancora da giocare. 10 e mancava poco per riaprire la gara. Yamul fa tutto da solo,
e c'è sempre poi i 5 falli quando mancano 11:35. Mestre Fenice gravata dal quinto fallo, anticipo di Schettino, la palla sì, l'aveva intercettata con la mano, anche se involontaria, ma aveva permesso con questo tocco di riuscire ad andare verso la porta, quindi giusto la punizione decretata dal secondo arbitro. Ammonito adesso Restaino, che era troppo davanti, troppo vicino alla palla sulla rimessa laterale. Ritorna in campo Mesa al posto di Restaino. Al 9:40, 8:40. Mesa in posta per Iodas. Adesso non si capisce con Mesa un'altra volta su un passaggio orizzontale. Ecco, è molto alta adesso l'Atlante Grosseto, deve recuperare il risultato e quindi salgono molto anche sulle rimesse laterali a favore del Mestre Fenice. Adesso Jamul, che dopo la doppietta con il Petrarca si è ripetuto oggi, sì, e ne ha già fatti 2. Attenzione, il tocco di Schettino. Aveva cercato di andare a giocare, solo che Jamul era andato per giocare una palla, per andare a calciarla addosso, e invece Schettino aveva giocato la palla per l'1-2, non si sono capiti. Adesso c'è una pressione elevata dell'Atlante Grosseto da quasi 4 minuti. Sì, ma come vedi adesso il Mestre Fenice non sale più, proprio perché è gravata dal quinto fallo, quindi non sale più, resta da aspettare, anche se finora sta facendo un'ottima difesa, perché c'è sempre pressione sulla palla e chiusure delle diagonali per... Anche perché adesso è un attimo commettere, attenzione, bravo Jacobian a intercettare questo pallone che era insidiosissimo, con Uenu che si era piazzato davanti al portiere ospite. Attenzione, ma adesso il fisico ce l'ha Jacobian per riuscire ad andare a prendere queste palle. Esatto, sì. Riparte con Bui, l'Atlante che veramente sta pressando altissimo. Bello il tocco di Uenu per Bui che arretra per Vailati. La profondità, Mazzon, 1-2 con Vailati. 9:58. Vedi, quando l'Atlante era salito molto per andare a pressare, si era liberato, non c'era nessuno che chiudeva il centro del campo e quindi è riuscito a infilarsi nell'1-2 Vailati, e solo davanti alla porta non è riuscito a centrare il bersaglio. C'è mancato un nulla perché aveva superato Jacobian, però l'1-2 con Mazzone è stato buono. Sì, erano saliti tutti in linea i giocatori dell'Atlante Grosseto, si era liberato proprio il centro del campo. In una pressione alta, certo che la velocità dell'1-2 è fondamentale, no? Sì, perché ti riesci... Poi dovrebbe sempre essere che comunque l'opposto tende ad andare a chiudere il centro per impedire che ci siano dei passaggi filtranti. In questo caso mi sembrava fosse Jamul, era restato alto ad andare a pressare, non aveva chiuso il centro, quindi si era liberato proprio, si era trovato un corridoio liberissimo. Iodas questa volta non riesce ad andare via su Bui che lo ferma, ma la palla è ancora per l'Atlante Grosseto, che sta cercando di imprimere il maggior sforzo per cercare di arrivare al pareggio. Vi ricordo 4-3, quanto mancano 9:19 sul cronometro in questo secondo tempo. La situazione è per ora cristallizzata sul vantaggio del Mestre Fenice, 4 contro le 3 reti dell'Atlante Grosseto, in una partita che comunque è apertissima. E ancora Iodas e ancora Bui, bella la sfida tra i due giovani qui, anche perché sullo stretto la velocità per un paio di volte Bui è stato anche stretto a commettere fallo della munizione. Esatto. Però per un paio di volte Bui è stato saltato dalla velocità di Iodas. C'è forse un tocco di mano involontario di Schettino. Era proprio involontario perché la palla arrivava forte, è arrivata sotto ed era molto vicina al braccio, diciamo al corpo comunque. La rimessa è comunque per il Mestre Fenice. Mazzon
Mazzon che la spazza via perché c'è la pressione subito di Iodas. Adesso si riparte con Mesa su di lui Mazzon, non si riescono a trovare, non riesce a trovare Agustin sulla banda sinistra. 8:49 sul cronometro. Vedi come sono disposte le marcature. Pallone lungo per Uenu. Adesso era stato ultimo Iodas a marcare Mazzon, Uenu era sceso e Schettino l'aveva seguito, quindi sono proprio marcature che sono state stabilite dal mister D'Urso. È entrato il biondo Telesca, bianco Telesca. Attenzione, Mesa. E fanno fatica a trovare spazio perché Agustin. chiude molto bene. Ci sono delle proteste, forse per il tocco indietro che non poteva ricevere la palla. Jacobian era nella sua metà campo, quindi la palla è recuperata. Il Mestre Fenice, mancano 8 minuti e 23 sul cronometro, il risultato è 4-3 per il Mestre Fenice sull'Atlante Grosseto. Una partita vivacissima, nel secondo tempo un po' più di confusione rispetto al primo, meno pulita, pulita. Diciamo così, sicuramente, meno pulita, perché le squadre però equilibratissima. Sì. Bui. E adesso può essere un segnale questa palla ritornata al portiere di un po'. E c'è, gli è andato via a Augustin e l'ha atterrato alle spalle. La munizione, quarto fallo per... Potrebbe essere un po' di stanchezza anche, che si appanna un po' la mente, quindi questo retropassaggio che non doveva essere stato fatto. Invece sta consumando tanto, indubbiamente, l'Atlante Grosseto nel tentativo di pareggiare. Sicuramente, poi ci sono giocatori che hanno fatto tanto minutaggio, perché credo vari, che nelle rotazioni Mesa, Iodas hanno giocato tanto. In questo secondo tempo sta giocando tanto anche Schettino, che il primo invece entrava solo quando c'era per far rifiatare qualcuno. Vediamo la punizione, come avevamo detto nel primo tempo, sulle palle da fermo. Il Mestre Fenice è sempre stato pericoloso. Mazzon, poteva essere Carlo, bravo Jacobian, posizionato bene Jacobian, in due tempi blocca la punizione. Vediamo Diodoardo il colpo in testa di Ruzzene e poi si scambiano il pallone. Gli amici giocano tra di loro. Giocano a palla prigioniera. Dalla parte opposta Telesca per Mesa che comunque anche qui ha fatto un sacco di minuti. Attenzione, Ruzzene intercettato, riparte il pallone per Uenu che non controlla, poi Jacobian gli frana addosso. Vediamo la scelta del signor Mella di Roma 1. Diciamo che Jacobian ha preso più l'uomo che la palla, però sì, anche qui non so forse quanto non valga la pena continuare esatto. ad andare contro, tanto la palla sta uscendo, non c'è nessun pericolo, quindi... Però anche in questo caso la direzione, come prima, è stata... non era in controllo del pallone, il pallone era uscito, vabbè, si va avanti così. Quindi 7:46 sul cronometro ancora a giocare nel secondo tempo, il risultato è fermo sul 4-3 per il Mestre Fenice. Anche in questa occasione, come nelle altre due precedenti, il pallone era uscito, non era disponibilità dei giocatori, la spinta successiva non è stata valutata fallosa da parte del signor Mella di Roma 1, l'arbitro numero 2 di questa contesa, che è ancora ferma sul 4-3 con il Mestre Fenice che sta conducendo dopo un inizio del secondo tempo un po' caratteristica per ora qui al Franchetti dei bianco-arancio, ma l'Atlante Grosseto sta da qualche minuto imprimendo sicuramente. Attenzione, il pallone per Telesca, Diodoardo due volte e poi Bui che allontana e spazza via. Un'azione un po' confusa, però sono riusciti a mettere Telesca dietro alle spalle dell'ultimo difendente, per fortuna del Mestre Fenice. Attenzione, Mazzon che parte, va via sulla destra, Schettino regolarmente sul pallone, rimane quella palla lì, Mazzon che cerca di recuperarla. Comunque c'è tanta carica agonistica, non mollano un pallone. Bellissima questa partita, giocando palla su palla, nessuno molla niente. Avevamo detto, no Antonio, questa partita è importante per entrambi, una per confermare le belle prestazioni fatte nelle due precedenti partite, il 3-3 Macamprata e il 4-0 contro il Petrarca, tra le altre cose in un girone molto equilibrato, forse era quello un po' più
che sembrava potesse, esatto, visto che era comunque appena papabile, retrocesso, neo-retrocesso sì. tutto quanto. E quindi una per confermare quanto di buono visto in questi le ultime 2 partite, il Mestre sicuramente per ritrovare se stesso, diciamo così, perché in un momento di difficoltà. Sì, perché la classifica comunque, se la guardi anche se sono le prime partite di campionato, ma non è mai bello vedere che sei nella parte bassa della classifica, quindi poi ricordiamolo, con 2 assenze pesanti, anche se il Grosseto ne ha una, sì. manca, mi sembra. Sì, no, non so se sia stata una scelta Jacopo Ugas, che è un giocatore che comunque ha fatto tanti anni di Serie A anche qui in Veneto, proprio alla Came. Quindi, e invece dalla parte del Mestre Fenice, Galliani e Bebettino, anche qui ci prova, ma Jagubian, ci prova Diodoardo da lontano. Jagubian è attento, il pallone per Schettino, il tocco indietro. Credo che questo 1-2 tra Telesca e Schettino sia una cosa che provino in allenamento, perché rientra nel frattempo Iodas, uno degli elementi più pericolosi per l'Atlante Grosseto. Mesa, Iodas, perché con le sue accelerazioni ha fatto male, ha procurato anche un paio di cartellini gialli. Bravo Rutzen, e l'ultimo tocco è di Telesca e la rimessa sarà proprio per i bianco-arancio. Quanto mancano? 6-19 sul cronometro. Il pallone lungo, Iodas, Rutzen che prova a rincorrere, Telesca che lo recupera, e c'è Crescenzo che non si è fermato, e c'è il 6° fallo per il Mestre Fenice. Tiro libero, quindi sembra stia entrando Fad per battere Yamul, per cercare la tripletta. Fad, sì. Peccato per cercare il pareggio, penso, prima di tutto. Tripletta che corrisponde al pareggio. Ed entra, ha messo Zatto in porta. Crescenzo che commette il fallo, il 6° fallo su Agustin o su Mesa, adesso su Agustin. Su Agustin. Vediamo se la scelta sarà giusta, quella di mettere Zanotto. E c'è Yamul che la mette sotto l'incrocio dei pali. Veramente fatta bene, tiro libero e pareggio. Abbiamo detto che i falli poi potevano sicuramente condizionare, in effetti adesso la partita si riapre su un fallo di Crescenzo che era cercato di andare a recuperare una palla in mezzo al campo. Quindi 13:48 sul cronometro, assoluta parità. Attenzione Crescenzo che praticamente ha ed è subito da una parte e dall'altra. Autogol di Diodoardo, sfortunatissimo, ha fatto comunque un'azione di una velocità impressionante, con passaggi di prima, sul passaggio in mezzo all'area. Questo è autorete di Diodoardo, perché il tocco credo aveva giocato Augustin, mi sembrava la messa dentro di Restaino al centro. Sì, era Restaino, ma doveva andare in mezzo, invece sfortunato Diodoardo che l'ha toccata e l'ha messa dentro. Adesso dal punto di vista psicologico cambia tutto. Esatto, perché adesso sotto il Mestre Fenice. Però abbiamo visto che nel giro di 15 secondi è cambiata la partita, mancano ancora 5:38. Sì, è stato sfortunato questa occasione di Diodoardo, perché quel pallone di Restaino era sicuramente insidioso, però da una parte e dall'altra Crescenzo sfiora il gol del nuovo vantaggio del Mestre Fenice, l'Atlante Grosseto riparte e in qualche modo era una grandissima azione, sbilanciato il Mestre Fenice nel recupero palla. Sì. Quindi Atlante Grosseto che è riuscito con pazienza ma anche con grande caparbietà a recuperare una situazione difficile, perché era sotto 4-2. Sì. E adesso siamo 5-4 per gli ospiti, a dimostrazione di una squadra che non molla e che è veramente interessante. Vai lati, la discesa di Schettino, adesso si ricomincia. Crescenzo, anche qui l'intervento di Crescenzo troppo irruento
ha provocato il sesto fallo, ma era da tanto che il Mestre Fenice era a 5 falli, forse si è fatto un po' troppo attrarre da portare via una palla per cercare di andare a chiudere la partita. Vailate, Bui, Crescenzo che cerca Bui, bello il controllo, il pallone in profondità, ma esce Jagobian. Ha letto bene la situazione Anche Jagobian, perché conosce la velocità di Christian sì. Ruzzene, quindi... Chiesto il time out subito. Esatto. Credi che utilizzerà il quinto di movimento? Ma al momento secondo me sta preparando solamente la punizione, la situazione adesso da palla inattiva. Però secondo me troverà anche il tempo per dare due indicazioni nel momento in cui deciderà, magari tra un paio di minuti, di giocare col private play. (4:37) ancora da giocare, quindi vediamo come uscirà il Mestre Fenice da questo momento di difficoltà. Un po' quello, cioè, può essere quasi uno specchio della partita del Pordenone. Sì, abbastanza, ci pensavo prima, ma non volevo non volevo dirlo, l'ho perché, detto io, ok. Perché comunque ha recuperato poi. Sicuramente Mestre Fenice spera non abbia lo stesso risultato finale. Due partite molto diverse, perché è molto detto? No, lo gioca subito. Quinto di movimento. Pensavo ci fosse invece aspettasse ancora un pochino, probabilmente il Mestre Fenice, che l'anno scorso il portiere di movimento lo faceva anche molto bene. Ha perso qualche giocatore tipo Pires o Bordignon, che erano centrali in questo tipo di movimento. Sì. Che col quinto di movimento sicuramente sì, tutti erano giocatori che facevano la differenza, però credo che sia una situazione che hanno provato. Mazzon, Wenu, Mazzon, che poi il quinto è vero, arma a doppio taglio, no? Però ti permette anche di tenere di più palla, no? Attenzione, Jagobian che prova con le mani, lungo, Bui non riesce a controllare, sicuramente un pallone difficilissimo. Agustin, restano per Ruzzene che prova il controllo, esce Jagobian, è avanti con le mani. Restaino non riesce a controllare. Restaino, era adesso, difficile, comunque stava arretrando un pallone. Era molto difficile. È arrivato precisissimo dalle mani di Jagobian, però era molto difficile. Bui è rimasto in porta, non c'è stato il cambio volante. Non c'è stato il cambio. 3:55. Non so se non ci sia stato il cambio, hanno fiducia in Bui anche come portiere. Wenu, Mazzon, Vailate, Mazzon, Wenu, Mazzon, Vailati, 3:41, il pallone per Wenu, Schettino che usa le maniere forti. E anche lì non serve fare Wenu è spalle alla porta, perché si è girato di spalle, quindi diciamo che non c'è modo di... stanno accettando o hanno capito la tolleranza, un attimo il limite di tolleranza degli arbitri in questo momento. La conclusione di Mazzon, Bui di Odoardo, e poi c'è la conclusione. Mi sembra un po' stanco comunque adesso l'Atlante Grosseto, perché anche in questo giro palla hanno corso tanto, ma non hanno corso bene per andare a chiudere i passaggi e dare pressione sulla palla. Diciamo che hanno, nella confusione che si è creata prima, dimostravano di aver speso tanto, perché hanno veramente anche adesso vedi, sono in ritardo. C'è la superiorità, abbiamo visto che difficoltà che ha avuto Agustin a tornare. Infatti adesso va subito al cambio, perché proprio era in grossa difficoltà. Questa poteva essere una buona occasione, perché Iodas ha deviato all'ultimo su quella palla di Ruzzene. Adesso c'è un raddoppio. Si continua a giocare con le mani, ma però non so se hai notato, dalla parte opposta signor Lavanna li fischia questi, è un po' più diciamo permissivo da una parte e dall'altra. Da una parte e dall'altra, bisogna dire, il signor Mella lascia più giocare. Lascia più giocare. Adesso ancora, attenzione, Bui
Bui, il tocco leggero di Odoardo è bravissimo a controllare, bravissimo bene, Ruzzene è un momento proprio di confusione, è un momento di confusione da parte di entrambe le squadre, delle scelte sbagliate, delle ripartenze sbagliate da parte dell'Atlante Grosseto, che potevano essere invece anche qui il tocco di Mazzon qui poteva essere tocco sbagliato, ma anche prima c'è stato un passaggio per Ruzzene sbagliato da parte di Vailati. Siamo a 2 minuti e 30 dalla fine della gara, quindi sicuramente la stanchezza si fa sentire. Bravo, e quindi qualche errore di più che è rientrato in porta per anticipare di testa l'autore della tripletta odierna. Ne ha segnato doppietta la settimana scorsa? No, ma è andato in progressione. Sì, 1, 2, 3. 1 col McCann, 2 col Petrarca e adesso 3 con il Mestre Fenice. Mazzon, e c'è il fallo di Restaino ed è il quinto fallo. Quindi anche adesso qua a 2:22 è interessante anche questa situazione. Allora, se nel primo tempo falli non ce n'erano stati, cioè pochissimi, pochi. li hanno condensati tutti qua. Secondo tempo. E diciamo che grazie anche alla conduzione un po' più, diciamo, permissiva, sì. Ce ne sarebbero stati forse qualcuno di più, sì. Da una parte e dall'altra, senza nulla togliere. Comunque, credo che nonostante tutto comunque l'arbitraggio sia stato anche equilibrato da entrambi. Sì, esatto, la partita corretta, ma bella corretta. Sai, a volte magari l'arbitro fischia dei falli da una parte, meno dall'altra, magari di interpretazione. E invece in questo caso è stato proprio regolarissimo. Senza nessuno può recriminare una cosa o l'altra. Bui riesce a controllare. Sembrava fosse fuori la palla. Esatto, sì. Ma poi alla fine ha preferito scaricarla fuori pur di non perderla in una situazione pericolosissima. 2-0-9, la partita è ancora apertissima, minimo scarto per l'Atlante Grosseto, che è riuscito a ribaltare una situazione difficilissima dopo che il primo tempo si era concluso 2-2, c'era stata l'accelerazione del Mestre Fenice sino al 4-2 e poi la ribaltata completamente. Atlante Grosseto in questo momento conduce 5-4 quando mancano 2 minuti. Siamo già in situazione di 5 falli per entrambe le formazioni, quindi adesso anche i contatti saranno veramente da pesare con Mazzon che ha cercato il colpo di tacco. C'è stato il tocco di Jodas, se no Vailati poteva anche andarsene. Rientra Bui, esce di Odoardo. Adesso Mazzon chiede calma al suo compagno. 1:48 sul cronometro, 5-4 per l'Atlante Grosseto. Vailati per Bui. Ruzzene, ancora Bui, Vailati, Mazzon, Uenu, la scivolata di Schettino e poi il pallone più spazzato che altro. Attenzione, Schettino a clampi. E Schettino ha giocato tantissimi minuti nel secondo tempo. Sì, ha giocato tanto, anche perché in qualche momento si era messo anche a fare il pivot, la boa per riferimento dei compagni. Insomma, probabilmente c'è bisogno dell'intervento del massaggiatore, ma sembra siano solo ed esclusivamente anche crampi. Credo che sia un modo anche per rifiatare, fare un po' rifiatare i propri compagni anche che hanno speso tanto. Hanno speso tanto, ma avendo giocato magari poco nel primo tempo, tantissimo nel secondo, può essere anche, ci stia. Comunque nel calcio a 5 c'è tempo effettivo, quindi non abbiamo problemi per andare non è una perdita di tempo. Esatto. Vi ricordo insomma che siamo in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Se volete seguire la Serie 2 Elite, tutte le partite in diretta e gratuitamente sul canale YouTube della divisione calcio a 5, la A2 Elite. Qui è Franchetti quando manca veramente un'eternità nel futsal, 1:32, proprio Schettino non ce la fa proprio più. Si riparte col quinto di movimento per il Mestre Fenice. Bui, 1:29 sul cronometro, scambia con Vailati. Adesso è questo proprio il quintetto da power play. Ruzzene per Mister Landi, Mazzon, però per ora dopo un inizio un po' titubante, del Mestre Fenice, e si sta difendendo bene Grosseto. Sì, si sta difendendo bene, però questi errori qua dovrebbero essere evitati, perché poi oltre alla ripartenza ma c'è comunque il tempo, però c'è tanta stanchezza passa. Anche nel Mestre Fenice, c'è nel Grosseto, però si vede anche la scarsa lucidità in questo momento, no? Vailati
Vailatti, Wenu al centro, attenzione. Poi anche a livello di cambi, se nel primo Yamul. tempo Mister Landi era riuscito a fare entrare anche Guariento, era entrato sì, anche Bellu, sì. Nel secondo tempo invece hanno rimasto tirato un po' la Franceschini, carretta, hanno tirato un po' la carretta Gli i soliti, e quindi adesso sicuramente un po' di stanchezza e quindi qualche errore sicuramente c'è. Tanto siamo sotto il minuto di gioco, 52 secondi, il Mestre Fenice deve tirare se vuole almeno provare a ristabilire la parità. Attenzione, 40 secondi alla fine, Bui prova la conclusione, Jodas è bravissimo a frapporsi, Vailatti, Ruzzene, Jodas e Bui è l'ultimo a toccare. Fallo laterale. 28 secondi e questo recupero di Jodas potrebbe essere decisivo, poteva fare anche molto più male, ma sulla traiettoria c'era Bui, quindi veramente arriviamo al photo finish, però una partita equilibrata. Sì, equilibrata. Attenzione, Jodas che torna indietro, Jodas e poi alla fine è costretto e non sapeva dove passare quel pallone. Non è stata una gestione proprio. No, questa non l'ho capita, anche perché c'era Iogubian dalla parte opposta che mi sembrava fosse libero, quindi adesso dai la possibilità. L'ultimo tocco è di Vailatti, con Restaino che gli ha tirato la palla addosso e poi chiede scusa. E adesso vediamo se la gestiscono meglio gli ospiti col pallone lungo. No, Diodoardo con le mani adesso, lungo, ma era già la prima volta, non era la prima volta che giocava questo pallone. Attenzione Yamul e 4 gol di Yamul, 19 e 53 ed è il gol che chiude la partita, Antonio. La chiude, ormai sono 7 secondi. Bel controllo e palla sul primo palo alla destra di Diodoardo. Insomma, mi confermi che sono 4 i gol che ha fatto. 4 gol, il tiro libero, 3 più il tiro libero, quindi 6-4. l'Atlante l'ha ribaltata fino alla fine, cioè ha lottato fino alla fine, l'ha ribaltata e quindi finisce qua. È la terza sconfitta consecutiva per il Mestre Fenice, la seconda vittoria per l'Atlante Grosseto. Veramente, Antonio, non comincia bene l'era di Landi, ma sicuramente non è la prima partita che conta, sicuramente in questa avrà anche capito dove ci stanno gli errori, dove lavorare. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e costruire, e merito comunque all'Atlante Grosseto che dà continuità ai risultati dopo l'ottima prova contro il Petrarca della settimana scorsa. Anche questa è una partita che ha portato a casa con grande voglia, con grande anche tecnica e tattica. Bene, allora da Franchetti è veramente tutto. Io ringrazio Antonio Candeo qui alla mia sinistra, ringrazio in cabina di regia Enrico Volpato. Vi ricordo, se volete seguire la 2 Elite, tutta la 2 Elite in diretta sui canali YouTube della Divisione Calcio a 5, è veramente tutto qui dal Franchetti. L'Atlante Grosseto espugna il palazzetto di casa del Mestre Fenice 6-4 e noi ci rivediamo il 1° novembre qui a Mestre con Antonio. Intanto buon fine settimana a te, anche a voi. A tutti voi, agli amanti del futsal, veramente è tutto. Mestre Fenice 4, Atlante Grosseto 6. Alla prossima.